Oh, piccolo, ma siamo a luglio ancora e a metà e l'ha già trovato, il primo castagnetto. Abbiamo aperto stagione di E vai, Fungiat. è aperta la Fungiat, stagione. Iniziamo a entrare nel cuore della Verzasca. È veramente una vita che veniamo in questa valle, però questa volta è la prima volta che ci passiamo la notte grazie al van. Meno male, fighissimo. Dopo tante bellissime camminate, domani vedrete dove saliremo, se ci arriveremo, perché siamo anche a caccia di funghi, visto che qualcuno ha detto già in giro che stanno uscendo. È il fiume della Verzasca, è il fiume della Verzasca. Come vivono l'outdoor in Svizzera, grigliatina, tavolino, fiume, spettacolo, veramente spettacolo. Per l'outdoor non ce n'è. Vai, facciamo un bel Jackie al forno alla griglia. Prodotto tipico comprato, un bel bouchon di capra bio, di queste fantastiche caprette. Sorelle, stasera mi mangio il vostro latte. Grandi. Opera d'arte in legno, mega formicone. Anche lì c'è una sorella che fanno loro formicaio. Però avete rotto le palle un po', che a casa siamo invasi ultimamente. Esatto. Allora fratelli, per pagare quest'aria sosta si mette la tua schedina qui, mettete la vostra schedina qui, poi digitate il prodotto, che in questo caso è questa camper card, grattate nell'aria sosta e il gioco è fatto. E vi godete questa magnifica vista. Buongiorno super fratellissimi, il sole inizia a splendere alto sopra quest'aria sosta in Val Verzasca, sempre meravigliosa, anche la luce qua dietro. E adesso andiamo su di là per un laghettino che non mi ricordo ancora il nome, ma ve lo faccio sapere al più presto. Buongiorno e venite con noi di là. Allora, prima destinazione è Scimarmotta, che Larissa aveva già capito, marmotta. Alpeggi di sempre di un certo livello, cascate che ci accompagneranno, fiume, jack carichissimo e andiamo su di qua. Questa è anche questa bella in pendenza anche oggi. È una cosa che ci fa impazzire, è proprio beccare le cascate in mezzo nel bosco. Questo è proprio uno spettacolo sempre. Ditemi voi se non è un paradiso. Guardate che spettacolo. E sì, questo è subito giù. Guardate che spettacolo. Gola della Madonna. E guarda quest'albero dov'è qua? Proprio sulla strapiombazza. Zio, come tieni botta. Qua è incredibile perché dove la sali questa valle, in qualsiasi dei suoi punti, è micidiale, è bellissima, è veramente bellissima, faticosa perché sale sempre su abbastanza lesta la strada, dappertutto, però vi lascia sempre con dei panorami mozzafiato, sempre, bosco, altitudini, qualsiasi cosa dove voi decidete di andare, gettonatissima dagli svizzeri, gettonatissima da chi la conosce, che ama i sentieri di montagna e oggi siamo anche da soli in questo percorso e comunque è fighissimo. Siamo arrivati al primo mezzo alpeggio che abbiamo incontrato. Ah beh. Sì, ciao. Guardate anche di là. E che cavolo, guardatevi che cascate che ci sono là. E che cavolina. Guardate che fotografia. Guardate, senza far niente. Guarda che scatto. Superata. Larissa è sempre alla ricerca di questo fungo. Vuole il porcino oggi.
primo pezzo di un pezzo di discesa di oggi. Per il momento è salita su in una maniera incredibile. Adesso andiamo a vedere se ci dà la possibilità di vedere questa cascata che c'è lì dietro, che è fighissima, si intravedeva dal bosco, sembrava molto bella. Vediamo se ci dà la possibilità, ci sia un punto panoramico che ce la faccia vedere in questo spettacolare bosco, tutto strapiombasse, rigorosamente tutto a strapiombo. Dopo bosco che saliva fitto, e abbiamo trovato un altro castagnit. Adesso ammiratevi qua che paesaggione, guardalo lì. Adesso vi faccio vedere dove fanno gli alpeggi gli svizzeri. Vedete, parete e là, non so se arrivo bene, un po' ce la faccio, lì comunque. Guardate gli alpeggi dove sono. Adesso torni indietro, zac, sono proprio matti. Abbiamo fatto i nostri primi 700 metri di dislivello, ne dovrebbero mancare 200 o qualcosa in più per arrivare fino al laghetto, all'alpeggio. Per i cani fantastico, fratelli, perché ci sono sorgenti d'acqua veramente ogni 10 metri. Bevono sempre poi acqua delle Alpi. Tornano a casa che sono più energici di prima. È un continuo susseguirsi anche oggi di queste cascate meravigliose su panorami mozzafiato. Andiamo di qui, si sale ancora. Guarda Lari, in modalità Oasi on. Ma che spettacolo! Questo ha già trovato il suo punto strategico. Farei proprio il bagno qua dentro, sta a posto. Te lo giuro, ma che bella! Guarda anche di là, che belle pozze! Abbiamo incontrato un signore salendo che ci ha fatto perdere più di mezz'ora, abbiamo perso il ritmo e adesso far ripartire le gambe è stata durissima. Ci siamo fermati un attimino all'ombra, siamo sui 1750, quasi 1800 metri all'ombra di pini, bel venticello, sotto dicono che c'è 33 gradi, oggi invece qua ce ne saranno una ventina, 22, ci sta da paura. Adesso ci spariamo un po' l'asone. Abbiamo incontrato solo 2 persone. Dai, manca pochissimo e siamo arrivati fino all'alpeggio. Alpeggino di tutto rispetto, con casettine di tutto rispetto. Non riuscivo a capire il nome del lago, poi l'indicazione qui è lago. Casettina spettacolo questa. Guardate che sotto la roccia così, guardate che roba. Cioè, stavo guardando Lari e poi a un certo punto mi sono accorto, guardate che quadro, mizzica, che quadro. Spero di sì, perché ormai è una bella radura. Finalmente ha spianato e speriamo che sia qui il laghetto. E vai, si vede, piccolino ma è qui. Guardate che spettacolo, incredibile, incredibile, bellissimo. Buttati! Vai Jackie! Buttati! E vai! Guarda, bella vita di Jack! Pistolino. Posto fenomenale, siamo arrivati su in 3 ore praticamente. Mannaggia quel signore che ci ha fatto, è stato simpaticissimo, abbiamo parlato un sacco di montagna, ma ci ha fatto veramente parlare per una mezz'oretta per la strada. L'alpeggio che c'è qua sotto, mi raccontava il signore che spesso cioè, prima lo vivevano parecchio, però per il momento sono un periodo che non viene su più nessuno, però le case sono tenute veramente molto bene. Il laghetto, il posto qua è fantastico, andando avanti si può continuare la via, c'è una via che incrocia, si può fare un giro ad anello, ci sono altri laghi qua sopra, però per Jackie e anche un po' per noi per il caldo è tutto oggi e niente. Qual era la tua idea, Lari? Pescare con questo. Col bastone? Con bastone. Modificare, lo facciamo diventare canna da pesca. Sì. Comunque guarda qua, falò, panchinetta e sei in pole position, fronte lago così. Wow. Che spettacolo. Niente da dire. Grazie a questo bellissimo posto andiamo in giù e torniamo verso il nostro van. Ehi Killer, adesso devi nuotare controcorrente, vai! Grande, grande Topino!
Finiamo questa giornata con una bella birra, una bella cenetta, Piatto leggero. un piatto bello leggero. Ilari, cosa vuoi dire? Se anche questo video vi è piaciuto, Metteteci un bel like iscrivetevi. al canale. Dai Bardellis è tutto, ci vediamo settimana prossima con un nuovo Video. Cavolo, ce l'ha fatta. Ciao fratelli!